4 anni fa Russia e Ucraina, oggi anche Stati Uniti e Israele contro Iran. Le guerre fanno morti, provocano danni materiali ed economici anche a largo raggio. Tra i settori in difficoltà c'è l'agricoltura, che paga andamenti dei prezzi schizofrenici. Purtroppo siamo in una fase in cui i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli scendono e i costi aumentano, quindi ovviamente mette un po' a rischio quella che è la struttura economica delle aziende agricole. Bene il taglio delle accise, è stata fatta anche una misura di credito d'imposta per il settore pesca, sarebbe auspicabile che questo credito d'imposta fosse allargato anche a tutto il comparto agricolo. In merito ai fertilizzanti e agli antiparassitari richiestissimi in questo avvio di stagione produttiva, sono le stesse norme comunitarie ad essere contraddittorie. Da una parte si limita l'utilizzo dei concimi organici naturali, quindi quelli prodotti dalla zootecnia, e quindi si è costretti ad andare a reperire fertilizzanti che sono di provenienza da tutti i paesi extra UE. In più è stato aggiunto un autodazio che si è autoimposto dall'Europa sulla produzione dei fertilizzanti per i paesi di fuori dall'UE, sommato al rincaro ovviamente manda fuori in mercato le aziende agricole che ovviamente per produrre devono anche pur dar da mangiare anche alle piante e concimare insomma i campi. Nella catena che dal produttore arriva al consumatore, chi ci guadagna sta purtroppo da un'altra parte. Gli anelli più deboli della catena sono i consumatori e i produttori agricoli e viviamo in un contesto in cui vedremo i prezzi aumentare diciamo, sui banconi, sui mercati e nei supermercati, e dall'altra parte i prezzi agricoli che invece continuano a scendere.